Grande festa a Montorso Vicentino per i picai, i grappoli di uva lasciati appassire che una volta pigiati si trasformano nel famoso vino, il recioto di Gambellara, e a lavorarla in piazza stavolta ci hanno pensato i bambini. È il rito che trasforma l'uva in qualcosa di speciale, legato alle consuetudini del passato, quando all'invernale pigiatura tardiva dei grappoli era coinvolta tutta la comunità, tutti mobilitati per rendere onore alle uve garganega, lasciate appositamente appassire, grappoli legati l'un l'altro per formare caratteristici picai. La strada del recioto e dei suoi vini Gambellara ha appena messo in scena la pigiatura, mosto, lenta fermentazione e altrettanto paziente affinamento per diventare un nettare esclusivo. Operazione scenografica con centinaia di bambini delle scuole primarie dei comuni di questa zona vicentina, Gambellara, Montorso, Montebello, Zermeghedo, che al via alla scenografica gara l'hanno combattuto, si fa per dire, con il torchio per spremere le uve garganega destinate lentamente a diventare recioto Gambellara. Ai futuri viticoltori in palio sostanziose donazioni di materiale didattico offerte dalla struttura enoturistica legata alla tutela di questo pregiato vino da meditazione. Era il vino dell'ospitalità, era il vino dell'amicizia, era il vino del giorno di festa, che si mangiava proprio quando la domenica si poteva fare il dolce, il brasadelo, che è un tipico dolce di Gambellara. A rendere ancora più suggestiva la pigiatura dei picai, la sede dove si è svolta l'iniziativa, Villa da Porto Barbaran, dimora del poeta che per primo cantò l'amore tra Romeo e Giulietta, ripreso poi da Shakespeare.